Bentornati e bentrovati a Storia, il programma che tutti i giorni cerca di raccontarvi un pochettino della storia dell'Occidente per capire un po' di più la nostra storia, la nostra civiltà, la nostra stessa personalità. Lo stiamo facendo analizzando il terzo genere letterario che appartiene alla lirica monodica, la lirica che quindi viene cantata con uno strumento a corde da un solo cantore. Questa lirica viene cantata alla corte di un tiranno o alla corte dell'opposizione a un tiranno. E in questa lirica vengono espresse tutte le ragioni a favore, se viene cantata alla corte di un tiranno, o contro quel tiranno, se viene cantato in un contesto di opposizione. Cantore di opposizione è Alceo di Mitilene. Alceo, uno dei più grandi poeti greci mai vissuto nella storia, è un poeta di Mitilene che se la deve vedere con una tirannide, che a volte gli piace, a volte non gli piace. Il suo massimo fulgore lui lo ottiene sotto la tirannide di Pittaco. Pittaco è questo tiranno che governa Mitilene per molti anni e la governa in sfregio all'aristocrazia. Alceo è un aristocratico che cerca in qualche modo di farsi valere di fronte alle pretese di questo Pittaco che vorrebbe invece impoverire tutti. Pensate che una legge di Pittaco era quella di proibire di comprare oggetti di lusso. Proibiva il lusso in modo tale che tutti potessero rimanere sobri e contenuti, e questo scatena la rabbia, l'ironia e anche, come dire, l'aggressività di Alceo, ma anche di tanti altri poeti. Vedremo anche Saffo che ce l'ha con Pittaco per questa norma così controversa che impedisce di spendere i soldi a coloro che in qualche modo i soldi ce li hanno. Ed è qui che Alceo conia quella che sarà una metafora importantissima, che avrà una valenza universale. È lui che la designa per la prima volta. Siamo nel 612 a.C. e Alceo parla della sua città di Mitilene come di una nave in tempesta. Questa metafora che per noi oggi è una banalità, che viene utilizzata molte volte, che viene utilizzata anche un po' a sproposito, all'epoca di Alceo diventa una metafora che inneggia quella che è una condizione sociale, che è una condizione storica, che è una condizione politica di quel tempo. Alceo dice: la mia città è come una nave in tempesta e in questa tempesta è necessario rimettere alcuni punti fermi e soprattutto riuscire a passare la notte, riuscire ad arrivare a quando tornerà la bonaccia e la tranquillità di una navigazione. Ecco, Alceo è un uomo assolutamente passionale, assolutamente disincantato, assolutamente fazioso, e in questa sua passione, in questa sua faziosità rivendica la possibilità di cercare per la propria città un bene che non è per forza quello descritto dalla fazione opposta. Alceo è un aristocratico, Alceo è un uomo che oggigiorno chiameremo e lo definiremo un uomo delle élite, un uomo portatore di interessi che sono lontanissimi da quelli del popolo. Eppure la cifra di Alceo non è quello di rivendicare i propri interessi, ma quello di rivendicare una propria autonomia, la possibilità di continuare a essere libero, la possibilità di continuare a essere quello che è, in modo tale che questa nave in tempesta non sia il conflitto, non sia il destino a cui l'umanità è relegata, ma questa nave in tempesta diventi una possibilità per tutti e per tanti. Alceo, insomma, si presenta come un poeta molto interessante, un poeta che va scoperto perché è al di là della politica che lui svolge la sua opera, è al di là della politica che lui svolge il suo intendimento. Dentro questo contesto racconteremo ancora di più la sua storia, sempre qui, sempre a Storie.